Da Padova un gelato particolare e di qualità è realizzato dai detenuti del carcere. E oggi a Expo è il giorno del gelato dei carcerati. Lo hanno realizzato i detenuti del Due Palazzi di Padova nei laboratori dietro le sbarre del carcere. Abbiamo sentito il presidente della cooperativa Giotto che gestisce il lavoro dei carcerati. Sentiamo. Siamo orgogliosi oggi di essere per un giorno come Cooperativa Giotto con la pasticceria del carcere Due Palazzi di Padova protagonisti per un giorno ad Expo, protagonisti con il prodotto più importante ormai riconosciuto a livello internazionale che è il panettone e oggi in particolare in collaborazione con la Coldiretti il panettone ai fiori d'arancio in una versione estiva e sempre con la Coldiretti siamo presenti con la nuova linea di gelati con la collaborazione con questi giovani che ritornano in agricoltura e che quindi in qualche modo ci forniscono le materie prime fresche del territorio e quindi una valorizzazione a chilometro zero.